La tecnica degli animatronics è una tecnica inventata da Rambaldi, grazie, ci ricordiamo E.T. Tutti quanti, e questi paleontologi hanno pensato appunto di ispirarsi a lui. Chiaramente gli animatronics che abbiamo oggi, dopo 22 anni, sono diversi, sono più sofisticati e soprattutto di anno in anno vengono rinnovati, insomma, ci adattiamo anche alle nuove tecnologie, ma non troppo. Questa è una mostra divulgativa, si parte dalle emozioni, dalla passione che hanno i bambini per questa creatura, dei loro sogni, e da qui si può insegnare di tutto, non solo sui dinosauri, ma sull'ambiente, sull'ecologia, sull'impatto che l'uomo ha sulla Terra. È uno spunto da cui partire per spaziare in tantissimi temi. Il goal più bello è quello di insegnare senza i libri, di far emozionare, far divertire. Come diceva una bambina che è uscita da questa mostra, è stato bello perché ho imparato senza studiare.